Sì, a riserva la prova del stampo di carta. Puoi dire... Sì, bisogna essere... Allora, buongiorno a tutti, sono Lorenzo Fabro, presidente dell'Agenzia regionale per le Furlane, rappresento il direttore che ringrazio, William Cesilino. Io sono a presentare un progetto importante, ossia a Federale di Teatri, un aspetto importante per le culture furlane, dal passato, ma non riteniamo anche dal futuro. Lo sapete che come Agenzia regionale per le lingue furlane ho vinto il compito di portare la lingua, di applicare le leggi di portare la lingua e tradurre ambiti di vita sociale, ossia impegnarsi non solamente in valore di legge, ma anche a pianificazioni positive in quel settore. E per la vita sociale di un popolo in generale, anche per una lingua il teatro è un lavoro importante. È chiaro, per noi l'importanza è la tradizione anche del teatro in lingua furlane, che ha avuto esponenti una buona presenza, una buona importanza, è sempre stata importante proprio per la cultura dei furlani. Ovin dice tante maniere innovative di portare avanti queste politiche linguistiche, non facciamo come agenzie politiche linguistiche, non possiamo occuparsi direttamente di produzione né in questo ambito né in altri ambiti, ma programmazione che sì. E viene chiaro che il teatro per Furlane è una cosa importante per coesione sociale, per status anche delle lingue. Pertanto viene ritenuto di ritagliare, di evidenziare l'importanza dell'aspetto del teatro e del piano di politica linguistica che ha approvazione delle regioni proprio in che dice qui, e domandando che a sé di una buona parte delle regioni sedi per il teatro amatoriale, ma anche per produzioni importanti. Se domandi che manco ogni anno viene garantita una produzione importante per drammaturgia. Ovviamente questa azione non è una questione di risorse, le risorse sono importanti, ma va a supportare anche con altre azioni. Se che io vincerò di pensare se che potevo fare come agenzia. L'aspetto della formazione è importante, per cui sì, è un lavoro importante la cura che si alimenti dalle scritture, soprattutto per quanto riguarda la drammaturgia. Dunque, cura per il teatro, per la tecnica, per la scrittura, ma anche la cura per le lingue, che sta un lavoro a cura, la cura per le lingue scritte, la cura per le lingue standard, per varianti. Questo è importante a tutti i settori, anche dal settore artistico, perché ovviamente si fa la fase da parola, la creatività, la fantasia, però il rispetto della lingua è un lavoro importante. Pertanto viene pensata a un band di questo tipo qui, che è stato vinciuto dell'associazione Servi di Scena, ecco, che viene già preseata col lavoro che viene fatto con Materium, e questa è venuta fuori anche le proposte che non sono fatte, rispondendo al nostro bando. Pensi che la proposta che facciamo a tutti che si occupano di teatri a sedi interessante, come verrà illustrata compiutamente di Alessandro Di Paoli, e speriamo che partecipi il più possibile. La proposta è valida, è importante, ad esempio che forse anche un'azione, un lavoro innovativo perché si alza spesso rispetto al passato, forse andare a fare anche il passato, però viene sedi proprio dentro al band, ma anche grazie alla proposta che non sono arrivate di toccare giù a spiese, per cui è un'azione, un'esperienza importante che ho confidato in me ora. Ecco. Io adesso per aula come Alessandro per illustrare insomma il progetto. Sì, innanzitutto le favelle per Furlane, va dire bene? No? Così almeno cerchiamo di capire tutto quello che dice. Allora salterò da una lingua all'altra.
Le scuole furlane di scrittura teatrale, innanzitutto non sarebbe mai nata senza l'Arlef e senza delle collaborazioni importanti. Potete vedere nella locandina, ma nel comunicato stampa sono nominati diciamo, alcuni dei pesi massimi del teatro friulano, del teatro della nostra regione. CSS, ATF, FITA, WILT, Teatro Club, che non è presente in locandina ma che è anche lui un ente sostenitore, ed è una sintesi di quello che è la nostra filosofia, di quella di un dialogo e quella di un progetto che cerca di dialogare con le risorse presenti sul territorio. Scuole furlane di scrittura teatrale saranno aprirà la sua attività con una lezione introduttive gratuita, una lezione di introduzione gratuita, che è proprio un modo per far assaggiare alle persone interessate. Il nostro target sono le persone che si interessano di teatro, che fanno teatro, ma alle quali piace la scrittura in tutte le sue forme. E proprio abbiamo deciso di aprire le nostre porte, in questo caso sono le porte del Teatro San Giorgio, e grazie appunto, ecco qua si materializza una di queste collaborazioni col CSS in questo caso, che ci ha dato la disponibilità della sala prove del Teatro San Giorgio, dove vogliamo proprio accogliere tutti i curiosi, tutte le persone che vogliono venire a mateare con noi. Avevamo scritto in questi giorni un post su Facebook dove stiamo facendo questo battage pubblicitario, che ci piacerebbe levarci di dosso alcuni miti della nostra cultura friulana, che sono questi famosi logori di Bessoi e Combinin, che veramente mi fanno venire il ruso in tastomi ogni volta che li pronuncio. Che sono dei retaggi culturali che vanno contro quello che è l'apprendere, soprattutto nel teatro e nella scrittura teatrale, perché uno scrittore non è mai da solo, non dovrebbe mai essere da solo un autore teatrale, perché la scrittura teatrale è sempre una scrittura monca che cerca qualcuno, cerca il suo pubblico, cerca un regista, cerca degli attori, quindi mai di Bessoi. E mai combini, nel senso che dietro ci deve essere non un arrangiarsi, ma ci deve essere un mateà, ci deve essere una scienza, ci deve essere un mettersi a disposizione di una tecnica di scrittura e di uno studio continuo. Quindi ci piacerebbe svuotare delle volte questi monologhi, renderli dialoghi, e cerchiamo di farli anche nel modo in cui è costruita questa attività. La lezione di introduzione sarà il preludio del corso, che inizia il 9 giugno, ogni martedì, per 8 appuntamenti, sempre al Teatro San Giorgio, sempre in orario serale, e ogni lezione è già nei suoi contenuti una micro scuola, totalmente dedicata al friulano, alla friulanità, alla nostra terra, alla storia, ma anche al futuro. Nel senso che ogni lezione è dedicata ad un autore friulano. Inizieremo penso con Franco Marchetta e Hidalgos, continueremo con Gianni Gregoricchio, e qui salta fuori un altro dialogo profondo con l'ATF, che da sempre sostiene Matearium in diversi modi, che ci ha dato a disposizione dei libri, delle fotografie, ma anche delle competenze proprio specifiche per approfondire questa lezione, alla quale, novità delle novità, interverrà da Berlino, probabilmente in videoconferenza, Paolo Nicli, grande amico regista e grande amico di Gianni Gregoricchio, per cui aveva curato la messa in scena di Halde dei Frus, era quando 5-6 anni fa, può essere più. Più 15. Ecco, ero io, quindi insomma.
Aveva fatto un monologo curato con Sara Chiappo. Sì, però dopo l'abbiamo fatto con Cologna, cioè prima l'avevamo fatto con Cologna, Certo. con la regia di Necchi. Aveva 21 anni Paolo, 21 anni, quindi adesso ne ha 30. 5, Ne ha 37. Per lui aveva 21 anni. Sì. Quindi sai. Ecco, quindi 16 anni fa. Sì. Dopodiché continueremo con Pasolini, con Pierpaolo Pasolini, con i Turks dal Friul. Qui salta fuori un'altra collaborazione che è con Angela Felice, che verrà a dare anche degli inserti, delle lezioni di storia del teatro friulano, e poi continueremo con Patui, Tolazzi, Sartori, eccetera eccetera, e a ognuno di loro sarà collegata un'opera propria. Ecco, questi incontri saranno l'opportunità per conoscere quindi un autore, la sua opera. L'opera diventerà il pretesto per andare a analizzare un dettaglio specifico, ovviamente. Noi non siamo qui a fare critica su un autore, su un libro, ma andremo a estrapolare un punto di vista, fasalino un eccerce, un assaggio proprio del libro, dell'autore, in modo tale da stimolare la lettura, stimolare anche la possibilità di andare a scoprire quello che magari pensiamo di conoscere o che è sempre stato al nostro fianco. In che modo valorizzare però la lingua, in che modo dare tutti gli strumenti? Avremo una collaborazione fissa all'interno di questi appuntamenti. Ci sarà Giorgia Zamparo che si occuperà di queste pillole, di questi interventi a chiusura proprio delle lezioni, in cui ci darà dei suggerimenti sulla grafia, ci dirà quali sono le parole che noi usiamo non nel modo più corretto, o che pure sono state un po' annacquate, le frasi che sono state un po' annacquate dalla nostra cultura italiana o dal nostro modo dal nostro retaggio culturale, in modo tale da iniziare a fornire quegli strumenti che formano un vero autore friulano, che è, ovvero la conoscenza della storia, la conoscenza delle tecniche di scrittura che si insegnano in tutto il mondo occidentale, ma la conoscenza della lingua. La conoscenza non a chiesa me si scrive così e allora non scrive così, ma a chiesa me fin come ho pensato che si scrivesse così, ma dato che quindi essi un gruppo, non facendo di persone, quindi chiattà un etiere di mieci, un look comune, la chiattassi e comunicare. Questo penso che sia importante, a far parte dell'evoluzione di ogni cultura, alle doloroso, dove che quindi abbandonare un po' dal nostri sinti per la sperauli, scambio di te nostri spari, i nostri nonos, però chiattare una lingua dove che si chiattin parlando fondamentalmente, alle doloroso, alle just, hanno le just, che cominci la discussione, però è un processo che si scoglie fa. Non so se c'è un'altra cosa, altre domande. È chiaro? Corso pratico? Corso pratico ogni martedì dal 9 giugno al 28 luglio al Teatro San Giorgio. Con orario serale. Noi abbiamo messo dalle 8, a partire dalle 8, però poi ovviamente come in tutti i corsi, io posso, poi di 8 un quarto, non un quarto, allora a partire più o meno dalle 8, orario serale. Saremo elastici di solito nei corsi che facciamo con Matearium, c'è previously, no? Cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti, oppure sempre uno ha scritto un test chiave, no? O mi viene un'idea su che roba che vi venuto che altre di su Pasolini, continui, allora c'è mezz'ora di commercio, no? di idee, dopodiché suona la campanella, si inizia e quindi si dà tempo a tutti di arrivare. E dopo il corso pratico cosa succede? Un progetto, allora, le scuole furlane è stato sia per l'Arlep sia per Servi di Scena, che è l'associazione in seno alla quale opera il progetto Matearium,
è un progetto molto, molto ambizioso, infatti non finisce con un semplice corso. E abbiamo proprio voluto inserire questa missione di formare nuovi autori friulani. Finito il corso noi andremo a vedere dentro i componenti tra i partecipanti o tra i nostri colleghi autori sparsi in tutto il Friuli, andremo a scegliere degli autori, 5-6 autori, che verranno affiancati ognuno di loro da un tutor per poter sviluppare il loro progetto di spettacolo. Se qualcuno ha un'idea nel cassetto, si sviluppa un'idea, ha una visione, noi affianchiamo partendo dal team di Matearium delle persone, ognuno avrà un tutor che le aiuterà a sviluppare fino a novembre-dicembre il proprio progetto di scrittura teatrale. Si chiuderà poi a dicembre il progetto di tutoring e a gennaio si leggeranno degli estratti da queste opere che verranno create. Lo scopo qual è? Lo scopo è: diamo gli strumenti, troviamo le risorse sul territorio, facciamo lavorare queste persone affiancate da qualcuno, dialogo sempre anche lì. Oltretutto non entro troppo nello specifico, però questo tutoring è spiegato, è strutturato in modo tale che ogni 15 giorni tutti i gruppi si ritrovano per discutere delle loro idee, perché la scrittura teatrale funziona o non funziona. E quindi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che nel confronto, se una storia non va, se annoia, si butta via e si ricostruisce da capo, anche se ci eravamo affezionati, ok? Come si dice, kill your babies, no? Uccidi le tue idee, non aver paura. Questo è proprio, vogliamo formarli anche mentalmente, lavaggio del cervello, su questo non ci sono dubbi sulle nostre intenzioni. E a gennaio le letture a cosa servono? Le letture servono a immettere sul mercato, sul mercato delle compagnie teatrali, sul mercato delle opportunità, dei vari progetti che si sviluppano. Ma già leggere un testo, già andare ad assaggiare delle pillole permette che ci sia qualcuno che dica: aspetta, commedie con tre attori, no? Questo mi interessa, faccio che no, te queste compagnie si intichino in fairs di qualche mese, no? Di solito siete tutti alla ricerca con le compagnie di testi, di idee, di provocazioni. Questo è, quindi è mettersi in movimento. Sì, un lungo potrebbe progetto. essere l'occasione per avere dei testi che parlano del contemporaneo, no? Che non si rivolgono solo al passato teatrale friulano. Sì, assolutamente. Interessante. Sì. Quello sì, infatti noi cercheremo di scegliere all'interno del gruppo, all'interno del nostro ambito, del nostro network, le idee valide da sviluppare. Diciamo 5 e non diciamo 15, perché è meglio avere 5 fuori classe che 15 che poi arrancano. Se fossero 3 sarebbe già. Se no 3 sarebbe Puntare alla qualità, avere dei modelli, il discorso delle produzioni, del raccontare la contemporaneità è molto importante anche dal punto di vista linguistico, economico, sì, in tutti i settori, quindi perché no il teatro. Altra collaborazione, la libreria Wumeister di San Daniele fornisce non solo la consulenza letteraria, ovvero se qualcuno ha bisogno di libri può andare a ordinare lì, ma attraverso Manuela Marisano e Paolo Nicchi c'è proprio un continuo feedback, una continua proposta di libri e approfondimenti che possono essere colti dai partecipanti. Ecco un altro dialogo che si... Tutto questo per dire noi abbiamo veramente aperto un dialogo col territorio, con tutti. È un sistema molto complesso in cui le cose si materializzano, ma quello che vogliamo far materializzare è proprio il cambio di passo, un cambio di passo nella scrittura. E una piccola cosa, questa scuola è stata anche ispirata da un nostro amico passato, Franco Marchetta, che ci aveva seguito, aveva iniziato come nostro, proprio come nostro alunno in certi corsi che avevamo fatto
dà la dimensione dell'umiltà di questa persona, veramente al di là della sua genialità. Oggi siamo usciti con la prima serie di post su Facebook in cui c'è il ritratto dei vari autori, da Pasolini a Patui, a Tolazzi, a Franco Marchetta, con ognuno di loro preceduto da "Cognosci tu Franco?", fotografia di Franco Marchetta, vieni alla scuola friulana di scrittura teatrale. Ci sarà poi domani il ritratto di Pierpaolo Pasolini, "Cognosci tu Pierpaolo?", che è un po' questo lo spirito, no? Questo "Cognosci tu" è anche va a prendere un po' il target delle persone, basta avere la voglia di mettersi in gioco. Non è necessario sapere il friulano in tutti i suoi parametri, basta avere quell'istinto di voler conoscere, di voler provare e di voler dare del tu a Pierpaolo, per quello no, a tu present qui calè, Pierpaolo Pasolini, no, conosci tu Pierpaolo, no, la sua muse, la sua foto, un'eridade, una presince, no? E questo è proprio il taglio che vogliamo dare a questa operazione. Benissimo. Bene, venga, riguardate Marchetta, che tra l'altro è stata anche partecipata anche a un corso come docente sulle scritture creative che avevo fatto qualche anno da lavoro curriculare, che si collega un po', no? Con questo progetto qui. Se non sono altre domande, adesso concludi, anche se era ok, allora io vi ringrazio anche tutti i soggetti, tutta la rete, mi tutto in pesca, insomma, scominciare bene, scominciare col più giusto, anche la qualità che hai preservato dal materiale, cioè divulgativo del corso, che dimostra insomma, che il lavoro si viene in fase bene. In bocca al lupo per queste avventure, spero che le vediamo.